Hanno ispezionato da cima a fondo carte, documenti, mezzi e uomini, 9 mesi dopo la prima tranche di controlli. Obiettivo: scovare tracce di infiltrazione della criminalità organizzata, pericolo sempre più forte nella realizzazione delle grandi opere regionali. Meolo, A4, cantiere della terza corsia Venezia-Trieste ed opere complementari. Uomini della DIA, carabinieri, poliziotti, guardie di finanza e ispettori del lavoro. Blitz interforze coordinato dalla prefettura su impulso della direzione investigativa antimafia. Che l'allarme sia alto è stato ribadito una volta di più durante la cerimonia di apertura dell'anno giudiziario in Veneto. Reati di stampo mafioso triplicati in un anno, soprattutto negli appalti pubblici. Ovviamente quando si introduce nell'economia un certo sistema, il sistema poi implode con danni per tutti. Mafia, camorra e 'ndrangheta hanno messo gli occhi da tempo sugli appalti per i lavori di viabilità, ma non solo. Il 16 aprile scorso gli investigatori avevano già ispezionato da cima a fondo il cantiere di Meolo. A settembre era toccato la zona di Noventa di Piave. Nei 2 controlli la DIA non aveva trovato tracce di infiltrazioni mafiose, ma il piano disposto alla prefettura è ampio e prevede blitz a scadenza regolare. Nuove ditte controllate nell'operazione Interforze di oggi, una decina di aziende sotto la lente di ingrandimento. Dati e cifre che saranno al vaglio degli inquirenti nelle prossime settimane, per non lasciare nulla al di fuori della legalità, per non lasciare fianchi scoperti ai tentacoli della criminalità organizzata.